adeguata la base, molto mystic, molto santificator, molto da periodo di crisi. No, guarda, questa cosa l'ho pagata così. Viva la vita, prezzo! Sempre e comunque, stiamo facendo un Vice. Sei un grande. Viva la vita. Saluti i miei amici Maria, Andrea, Lorenzo. Maria, Andrea e Lorenzo da Stefano. Stefano Bidet. E viva la vita. Sempre. E allora, stupendo, estemporaneo, bravo Bidet. Il saluto agli amici un po' tipo programma ancora ci mancava, il bello è anche questo. Ma no, guarda, questa l'ho pagato così, dammi così, non ci guadagno. Oppure mi costa questo. Allora, ma tanto mica su di te non devo guadagnare. Il Sant'Odromo io ancora non l'ho trovato. Ho trovato lo stadio quando vado a vedere la Roma, ho trovato l'autodromo quando vado a girare in pista con gli amici, ho trovato Ercinodromo, non ci sono mai andato ma l'ho visto, ma il Sant'Odromo no, perché fino a prova contraria a guadagnare è lecito, non guadagnare porta male. Che mazza fa la mattina? È Sant'Odromo? Sant'Odromo no grazie. Trattare bene le persone al meglio, con il servizio, con il miglior prezzo possibile, con il minor margine possibile in un momento di crisi, sì. Ma il Sant'Odromo me snausica, viva la vita!